Stanze detentive, ma non solo. All'interno del nuovo istituto penitenziario per minori inaugurato a Rovigo, anche spazi per la rieducazione, aule per lo studio, la formazione, laboratori creativi e una palestra. La struttura sarà operativa per la primavera, 7.000 metri quadri in uno spazio che si trova adiacente al tribunale, potrà ospitare 31 ragazzi. Quando entrerà in funzione vi lavoreranno 50 agenti di polizia penitenziaria, oltre ad un direttore, 10 figure tra professionisti del settore pedagogico, impiegati e funzionari amministrativi, un luogo dove la pena si coniuga con la rieducazione, ha sottolineato più volte il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, il terzo in Italia dopo quelli aperti all'Aquila e Lecce. Sono strutture ovviamente fondamentali per coloro che si ritrovano caduti all'interno di un contesto criminale importante, ma sono strutture che non sono solo luoghi di detenzione, ma spazi di rieducazione, di educazione, di speranza in un futuro. Ovviamente dipende molto anche da loro, ma noi abbiamo l'intenzione di mettere a disposizione di chi sbaglia lo strumento per potersi rieducare e ritornare ovviamente nelle nostre comunità. Con l'apertura del carcere minorile di Rovigo ci sarà la progressiva chiusura di quello di Treviso e gli spazi attualmente occupati per la detenzione dei minori verranno riassegnati all'amministrazione penitenziaria, che nel giro di un mese realizzerà uno spazio dedicato ai semiliberi. Ma la novità in Veneto è stata annunciata dal presidente Alberto Stefani. Per la prima volta la regione potrà attivare un centro di recupero ad alto impatto sanitario alternativo al carcere per minori con disagio comportamentale e polidipendenze. Grazie a questa struttura i ragazzi potranno essere coinvolti già durante il periodo di custodia cautelare e ovviamente nella fase di esecuzione della pena. Oggi l'80% di questi soggetti non sono in strutture e ovviamente questo comporta anche una serie di problemi di sicurezza che tutti i giorni noi oggi vediamo. Per dare risposte servono soluzioni concrete. Il progetto, cofinanziato da Regione e Ministero della Giustizia, verrà realizzato in tempi brevi, circa 6 mesi. In queste settimane si stanno analizzando le possibili soluzioni e sarebbe stata individuata anche una struttura adatta.